Bentrovati cari amici con lo spazio dedicato alla terza pagina, quella della cultura di questa vostra emittente di informazione. I solisti di Radio Veneto 1, ovvero un sodalizio di grandi professionisti, grandi docenti e grandi giovani talenti, un club esclusivo ad invito, si propone di portare la cultura alla gente, la gente alla cultura. E ci stanno riuscendo. In questo concerto i solisti sono Paolo Tagliamento e Luca Mares al violino, Enzo Caroli al flauto, Giuseppe Barutti al violoncello. A dirigere il maestro Giorgio Sini. Magnifico il programma di questo concerto tenutosi a Sernaglia della Battaglia. Di Johann Sebastian Bach, La Ciaccona, dalla sonata numero 2 BWV 1004. Violino solista Paolo Tagliamento. Di Antonio Vivaldi, concerto per flauto e archi, RV 428, Il Gardellino. Enzo Caroli, flauto solista. Di Fritz Kreisler, il recitativo e scherzo Capriccio Opera 6. Ancora una volta Paolo Tagliamento, violino solista. Di Antonio Vivaldi, il concerto per flauto e archi RV 433, La tempesta di mare. Ancora Enzo Caroli al flauto. Di nuovo Johann Sebastian Bach e il concerto per due violini ad archi BWV 1043, Luca Mares e Paolo Tagliamento, violini solisti. Di nuovo Antonio Vivaldi con il concerto per violoncello e archi RV 413 con violoncello solista il grande Giuseppe Barutti. E per concludere di Tommaso Albinoni il concerto numero 1, opera 5. Buon ascolto.
Johann Sebastian Bach, l'aria sulla quarta corda. Interpretata da Enzo Caroli, flauto e Paolo Tagliamento.
Speriamo di avervi dato un qualche minuto di riflessione, di buona riflessione. Dobbiamo volere la pace. Alla prossima.